Buongiorno, oggi il Museo Racconta vi porta alla scoperta di Nofrio, pupo palermitano in paggio, risalente circa al 1910 e appartenente al teatro di Gaspare Canino. Il repertorio tradizionale dell'opera dei pupi, oltre ai soggetti cavallereschi, comprende anche storie religiose, narrazioni storico-romanzesche e le farse. I soggetti delle farse dell'aria palermitana risalgono alle Vastasate, rappresentazioni comiche derivate dalla commedia dell'arte che ebbero molto successo a Palermo alla fine del XVIII secolo. Esse devono il loro nome al mestiere del loro personaggio principale, Nofrio, che è facchino, e i facchini sono detti appunto in siciliano Vastasi. Il pupo indossa una camicia bianca e papillon a scacchi rossi e bianchi, giacca corta e pantaloni grigio-verdi a righe sottili verticali e berretto di stoffa. Nofrio è la voce del sottoproletariato e della sua protesta contro le ingiustizie del mondo aristocratico borghese, sciocco e arrogante, raffigurato dai personaggi del barone, del dottore e del borghese. A differenza dei banditi, i personaggi della farsa si avvalgono dello strumento, spesso più affilato e pericoloso, della parola schernitrice e del riso, come arma di ribellione e di contestazione dell'ordine sociale. I personaggi della farsa non compaiono solo in un faceto genere a sé stante, ma compiono delle incursioni nel ciclo cavalleresco. Nel soggetto per eccellenza del teatro di pupi, Nofrio e il suo compagno Virticchio intervengono al termine degli episodi per rifare il verso al perdomani e commentare il suo annuncio con scherzi e lazzi. Oppure si inseriscono all'interno della storia nei panni di scudieri dei cavalieri, pronti a stigmatizzare i comportamenti giudicati eccessivi, come la perdita del senno di Orlando, sdrammatizzata con grasse risate. La commistione della sacra serietà e della profana comicità, componenti inscindibili e ugualmente necessari nella concezione del rito e del teatro ciclico dell'opera, secondo la cultura subalterna, viene meno con le trasformazioni a cui è soggetto il teatro dei pupi nel dopoguerra e al contemporaneo sfaldarsi di quella cultura tradizionale di cui era espressione.